Caorle è il primo comune in Italia a dotarsi del poliziotto di intelligenza artificiale. Si tratta di un algoritmo che predice, quindi anticipa, con 60 minuti di vantaggio, possibili furti o rapine o comportamenti vietati, come ad esempio gli assembramenti, permettendo alla polizia locale di agire tempestivamente per evitare il realizzarsi di situazioni di alto rischio. La sperimentazione riguarderà il contrasto preventivo di assembramenti, rumori molesti, furti, truffe, accattonaggio, oltre a diversi comportamenti vietati, e verrà posta in essere grazie ad un innovativo meccanismo ideato da un'azienda partenopea. Ad affiancare il poliziotto di intelligenza artificiale per la sperimentazione che durerà un anno, il drone ad infrarossi, che da oltre un anno e mezzo viene utilizzato dagli agenti della Municipale di Caorle specialmente, ma non soltanto, contro i reati di tipo ambientale, specie lungo le zone della Brussa, Valle Vecchia, Falconera e Lunghe Casoni. Già impiegato inoltre nei controlli dall'alto nel primo periodo della pandemia, risulta di grande utilità anche nel monitoraggio dei danni di erosione delle spiagge, come quelli del 12 novembre 2019, o sversamenti di idrocarburi sul fiume Livenza. Consentendo un controllo più efficace del territorio e una migliore gestione delle risorse a nostra disposizione.